E dopo una bella chiacchierata che abbiamo realizzato sulla nostra emittente, su Studio 90 Italia, ci troviamo alla Bella Verde quest'oggi finalmente per conoscere di presenza questa bellissima donna, conduttrice, presentatrice, e un po' di attrice, insomma di tutto di più, elegantissima, bellissima Milly Carlucci, che si trova a Catania e che quest'oggi e anche domani so che ci saranno delle audizioni importanti per molti ballerini, per molti artisti. Allora intanto grazie, perché i complimenti fatti da una donna valgono sempre 4 volte di più, perché ovviamente noi abbiamo un bell'occhio critico e quindi grazie. Poi sì, sono finalmente sbarcata a Catania, non vedo l'ora di toccare con mano la creatività e la versatilità dei siciliani. La Sicilia è da sempre per definizione veramente un luogo fantastico dove trovare talenti, e io so che ce ne sono tantissimi nel ballo. Noi adesso per 2 giorni siamo a Porta di Catania, a Centro Scianna, per proprio vedere cosa c'è nel mondo sia degli appassionati, quelli che non fanno i ballerini di mestiere, e nel mondo dei professionisti. Per tutte e 2 le categorie che noi cerchiamo non c'è limite di età, non c'è il limite anche del genere di ballo, perché se uno fa hip hop, se uno fa danza folcloristica, se uno fa che ne so, fai Bollywood, fai danza del ventre, fai caraibico, quello che ti pare. Vediamo che se c'è qualche cosa da poter portare a Ballando con le Stelle quando noi saremo nella 11ª edizione a febbraio. Ballando on the road, quindi in tour in tutta Italia. Avete già scovato dei talenti, qualcuno in particolare che vi ha colpito? Guarda, se vai a vedere sui miei social, no? Siamo su Twitter con questo tour, su Facebook, sul mio blog, ho già cominciato a caricare una selezione molto ampia di tante cose che abbiamo visto in queste prime 2 tappe. Siamo stati a Mestre, siamo stati a Napoli, quindi l'Italia adesso l'abbiamo percorsa in giù, poi ritorniamo in su verso Monza, poi andiamo a Bari, poi andiamo a Roma, insomma veramente è un giro completo. Ci sono molte cose interessanti, ci sono bambini di grandissimo talento, ma ci sono anche senior di grandissimo talento. Non c'è il limite, è un mondo molto vasto e secondo me ancora inesplorato, tutto da indagare. Mi piace moltissimo l'entusiasmo di Milly Carlucci quando parla di Ballando on the road, quindi di scovare nuovi talenti, ma anche di Ballando con le Stelle. Ma cos'è per te Ballando con le Stelle? Cosa rappresenta? Beh, guarda, allora intanto ormai è un figlio, perché dopo 10 anni di percorso diventa un figlio che sta crescendo e cresce con tanta soddisfazione di mamma, devo dire. Perché non è facile in Italia tenere vivo un programma per così tanti anni. Noi italiani in generale siamo pronti a far nascere un grande fenomeno e altrettanto rapidamente lo affossiamo. Questo in televisione, ma anche giustamente oggi la televisione ha un'offerta così ricca che non è che uno abbia più il monoscopio, per cui sei costretto a guardarti quella roba lì e basta. Però un programma che duri tanti anni veramente è un orgoglio. In realtà poi Ballando con le Stelle riassume una serie di valori che io ho sempre avuto nella mia vita: il valore dello sport, il gusto per l'arte, per l'estetica, per l'intrattenimento, per la musica, le storie umane che ci sono dentro, quindi è un insieme di tante cose belle che mi fa piacere portare all'attenzione del pubblico italiano, e quindi è un lavoro immenso, perché io poi sono capo progetto di tutta quanta la produzione, quindi è chiaro che è un lavoro immenso per me, ma è di tale soddisfazione che non mi pesa, e anche se devo lavorare 24 ore al giorno per 12 mesi va bene, lo fai con il meraviglioso, sì. E dovrebbe essere quello che gli artisti dovrebbero fare proprio quando si esibiscono, farlo soprattutto con il cuore, la cosa più importante in assoluto, no? Con il cuore, con la passione, con la gioia di fare quello che stai facendo. Un saluto per tutti gli amici di Studio 90 Italia da Milly Carlucci, però prima volevo un attimo gossipare con te, perché so che quest'anno ci saranno delle new entry a Ballando con le Stelle, so che ci sarà Platinette. Allora, Platinette è una scommessa, poi ci sarà, adesso io quando avremo terminato questa conversazione proprio la chiamo per sapere come sta andando, perché ci sentiamo un po' a intervalli regolari, perché Mauro sta facendo una cosa importante per se stesso prima di tutto, perché questo percorso che sta facendo di rimessa in forma, per ritrovare proprio la mobilità, no? la possibilità di allenarsi, non è una cosa da poco. Nel caso di Mauro non è, sai, che dice faccio una dieta, ho qualche chiletto in più, no? E mi metto in forma. Nel caso di Mauro stiamo parlando
di un problema molto serio per cui Mauro non era più nemmeno in grado di fare una rampa di scale, e lui ha detto, con la scusa di Ballando con le stelle, io credo che per non perdere la faccia davanti a tutti gli italiani questa volta vado in fondo. Se Mauro ce la fa, io guarda, tocco il cielo con un dito, perché lui se lo merita, perché è una persona troppo intelligente e troppo vitale per soccombere ad un problema così di alimentazione. Non ci credo che lui non possa superare questo tipo di cose, e poi io credo che ci divertiremo insieme da pazzi. E speriamo, quindi incrociamo le dita, speriamo possa esserci, speriamo di poterlo vedere. Grazie mille. Ma grazie a te. È stato un piacere. Milly Carlucci, Ballando con le Roll. Amici di Studio 90 Italia, un bacio, un abbraccio e continuate così, siete forti.